lasciate le bacchette per un sì, le aprite bene per un no. Io ve lo chiedo per favore. Siete qui con noi? Io ve lo chiedo per favore. Siete qui con noi? Sono le zanzare. Uguale di prima. Grazie. 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 Potete farla aprire per favore? Cioè, sta facendo una croce praticamente perpendicolare. Ci potete indicare dove siete? A me sembra quasi una croce da morto, però. Sì. Sì. Lunga sotto e corta sopra. Prova a chiederglielo tu, Chiara. Di cosa? Se ci possono indicare dove si trovano. Ci potete indicare dove siete? Madonna, freddissimo. Profumo di dolce? Non è il profumo della tua? No, non è il profumo della Sabina. No. Sono vicino a te, Dario. Sei vicino a Dario? Ultramette. Guarda, c'è puzza di merda. Cosa? C'è puzza di cacca. Sì, lo sento anch'io, ma Beh, sì, comunque. viene dalla stanza alla mia destra, vero? L'odore? Sei te che ci stai facendo sentire questo odore? Ma è da stalla, però. Ah, Dario, Non sento senti? niente io. Madonna. Ma occhio che ci sono delle stalle qui in zona, magari non sia l'aria che sta tirando, Io sento odore da stalla adesso. Sì, sì, però... Zio Billy. Ah sì? No, è odore da stalla questa. Ci sono delle stalle qui. Prima ho sentito un altro tipo di odore, come dicevi tu. Adesso... Essendo in mezzi campi, beh. magari è cambiata un po' l'aria. No, può essere anche perché sono massa più fredda. Chiedi se è vero che qualcuno si è ucciso qui. È vero che qualcuno si è ucciso qui?
Non sembra. Beh ragazzi, Non è un sì neanche un no, però. Cioè, no, fermo come era prima. Forse non ne vuole parlare. Può essere. Oh, magari non è successo quello che mi ha detto il o signore. forse non lo sa. Ma c'è un certo Fabio qua. Grazie. 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 Eh? C'è anche una certa Adelina. Prova a aprirle e rimetterle. Facciamo la prova del 9. C'è anche una certa Adelina. Quella ce l'hai tanto giù a tua sinistra. Non è che mi accorgo. Sì, no, te lo dico io perché lo vedo soltanto verso giù. Questa l'ho sentita proprio girare. Grazie. 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 Le puoi riaprire per favore? Te lo richiedo, le puoi riaprire per favore? So che sei capace. Falle e basta te. Non vuoi più? Grazie. 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 Qua c'è stato un allevamento di cani? Madonna. Però sposta sempre la destra. Non so se hai fatto caso. Sì. Anche come prima, la destra si muoveva, la sinistra sempre dritta. Prova a tenerle più giù, perché le tieni tanto su, no? Che c'è il pezzettino che magari forse le blocchi. No, non le blocco perché questa cioè giro. Così sei già più. Secondo me si muovono meglio così. Credo io. Ti chiedo un favore enorme. Mi indichi con entrambe le bacchette dove sono le cose dei cani? Le cucce, per intenderci, dei cani, dove sono? Riesci a farla anche con la sinistra? Cioè, con la destra l'ho indicato. Cioè, guardate, questa è la bacchetta Si trova. che sta indicando le cucce e tutto quello che c'erano dei cani. Ma che mi sei venuto così in mente che muove la destra perché la sinistra aveva dei problemi? Probabile. Magari il braccio sinistro aveva problemi, non riusciva a muoverlo e quindi fa muovere solo la destra. Mi sta venendo in mente una cosa però. Cosa? Avere un braccio a fuoco medico. Sì, no, un problema.
Guarda che sto muovendo a sinistra. È così? Ti ripeto la domanda, perdonami, però sono curiosa e voglio capire se è effettivamente così per evitare equivoci ed errori che non vorrei ci fossero. Avevi un difetto al braccio sinistro, per questo non muovi la bacchetta? Cioè, perché la tieni dritta? Perché la muove, ma la tiene dritta? Perché adesso muove tutte e due. Non lo so dirti. Comunque ha detto sì. Grazie. Grazie. Secondo me adesso non è lei che sta rispondendo. O lui, che sia. Perché noi abbiamo dato per scontato che sia una lei che abbia problema al braccio. No, io non ho dato per scontato che fosse una lei. Avevamo del lei, ma non nel senso lei a livello femminile. Un'altra croce? Comunque fa sempre la croce. Però anche prima l'ha fatta effettivamente la croce. Sì, bella perfetta. Guardate come le ha messe le bacchette. Non so cosa voglia dire. Siete morti qua? Fate una cosa, se siete morti qua, aprite le bacchette per favore. Ce la potete fare. Guardavo se si toccavano perché magari fa fatica per quello. No, no. Perché quella sotto oscilla un pochino, se vedi. Se vuoi muovere soltanto la destra, aprile togliendo soltanto la bacchetta destra, aprendo solo quella. Ah, la lasciate forma di croce. Riguardate. No, dai, stavolta un po' più a X. Però a me queste risposte non so. No, non vogliono parlare. Si sono fatti sentire un po' prima, poi basta. Anche tu le sensazioni sono diverse adesso. Ma sì, più tranquillo. Anche tu. E vi dico, secondo me non ci sia cioè non penso ci sia tanto altro da dire, da fare qua. Non vogliono parlare, è anche inutile insistere, magari. Infatti, anche perché di là non possiamo andare. No, ti lascia stare. Sopra è pericolante. Ok, andiamo a prendere le carte. Tu cosa dici? Noi vi ringraziamo. Cosa ne dici? Non mi sono fatta neanche un'idea io. Non abbiamo avuto una risposta che è stata a parte da Adelina e Fabio, ma Mel, a parte una potterella, poi zero. Ghost non parlano. Vediamo se riesce qualcosa, perché comunque molte volte mi ha detto non parlano, poi. vabbè, qualcosina hanno detto, ma Ma poco, non. Può essere che non. Mica sempre vogliono parlare. magari ci sono EVP che non abbiamo sentito, perché tante volte non interagiscono con gli strumenti, però si fanno sentire in un altro modo. Può essere. Tanti rumori A volte abbiamo ci sentito. ma a volte sentiamo orecchio anche rumori che non sentiamo mentre siamo qua, però ci sono. Sì. Ma anche il nudo, tipo, ne ho sentiti parecchi rispetto alle altre volte. Da suoni, roba elettronica, roba di sopra. Io, per esempio, quelli elettronici non li ho sentiti. Che qua non si sentono però. Noi sentivamo di là. Beh, di là c'erano i due telefoni, magari parlavano di più di là, qui non lo so, boh. È vero, i telefoni. Sono due telefoni di là. Non so. Vi permesso, scusate. Lo stuati che
senso.